Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sto con mio figlio Siluzio, non lo vedevate da tempo perché l'ho messo a dieta. Allora, cosa ci fatto? Oggi giù sono in da cantina e ci butto io a mangiare ogni tanto una fella di pane. E l'ho fatto fare sic. Però poi sta con me perché mi fanno un video. Sono ritornato. Le 10 caduti più... Caduti o le 10... Cadute. Le 10 cadute più divertenti del mondo. Le 10 cadute. Vediamo subito. Al decimo posto. Decimo posto c'è lei. Parla poco per Papic. Ma è lei. Tenendo poco dice ma avanza a cufare la punta, però è lei. E lei? È lei. Vediamo cosa fa. Oh! Ma facciamo del siru, mamma mia! Come se ne giù? Come se ti fa dire il siru a te? Da poco, perché stiamo ancora al decimo posto, non stiamo ancora all'ultimo posto. Tenere stato silenzioso. A tenere stato silenzioso. Vediamo, al nono posto c'è lei, c'è loro. Sono tre scufanate prinze schifose che... Vediamo cosa fanno. Pigliano a questo in braccio, dicono che a cosa là, a cosa, che voglio fare, non ci capisco, a capa là sotto, la capa là sotto, non hanno visto cutte, era troppo cutte, capito? Ma tacci sicuramente si è accisa, la scongiugata di pensiero la voglio, ma tengo scetti pile in bocca. Sì, non mi capita una salute. Questo era il nono posto. Andiamo all'ottavo posto che troviamo. Lui prende un ragazzo molto gentile, guardate cosa fa con questa cosa. Prende Uè, ma però è caduto, no? Se l'ha chiamata praticamente questa non è una caduta, però è una caduta sul letto perché si è chiamata la molla in faccio a fratello cazzo, hai capito no? E queste cose. Andiamo subito al settimo posto. Al settimo posto troviamo lui che scende da una montagnella, si è scassato un fetillo, si è rotto il fetillo. Il culo. Cosa che si è rotto, Ciro? Il culo. Il culo perché ha preso una botta esagerata, sicuramente si è schiattata di emorroide. Perché? Vediamo allo sesto posto, ecco qua, big show, sarà la festa, ma come vuoi pensare, ma come vuoi questo, ma non guascioni che sta maniera, ma rimma tu, e devi, hai capito, che oggi sta guardando dallo specchio e tu, ma parlo proprio una mongolfiera, posso volare, invece non ce la fai, senza che ti caga per un canotto, sicuro è normale, andiamo al quinto posto. Quinto posto troviamo lei. Si è schiattata in terra, breve. Questo è il quinto posto, breve. Voleva fare la festa. Ma non c'è riuscito. Non c'è riuscita perché voleva saltare sulla. Che era? Sì, due cose. Il vassù dove si appoggiano. Che si appoggiano? I piatti, i bicchieri. Però e si metteva i panni. E si metteva i panni. Prendi se poi da e senza che la faccia bene a tipo sono la festa, capite come? Andiamo al quarto posto. Chi troviamo? Lui con l'apparecchio lo fa volare in cielo, scommetto, eccolo qua. Buttalo in cielo, si è spaccato mezza si è rotto proprio l'apparecchio in mezzo alla capa, ci ha avuto proprio di cervello, hai capito no? In modo che lui non sta più con la testa tra le nuvole, ha battuto con la testa tra le nuvole e ci aiuta l'apparecchio in capa. Andiamo al terzo posto, vediamo chi troviamo al terzo posto. Lui, eccolo qua, che adesso si è chiamato tutte cose in cuore, si è chiamato. Non si è fatto niente. Povero bimbo, voleva un po' giocare, voleva un figlio di buchino, sta bene per l'angolo, però non c'è riuscito, povero creatura, povero bambino. Quindi subito dove andiamo al secondo posto. Al secondo posto? Andiamo al secondo posto, vediamo cosa c'è. Ecco qui lo scivolo di questo bambino praticamente va nella piscina, c'è anche lì che non so chi è padre, il fratello, e ci ha messo vicino alla piscina, e c'è il bambino che vuole fare lo scivolo. Ma non è il bambino. E che? È una persona. È una signora. Signorina. Ah.
quindi si capoto, mo. Questo già è come minimo che succede. Allora, vediamo cosa succede, tanto perché questo è il secondo posto, abbiamo detto, questo è il secondo posto. Ed ecco qua che lui parte con lo scivolo, ma vai, ci cosa mi manda anch'io, va, io fanno pure lo scivolo per far sciupiare, perché comunque da battere su per lì. Che sarà salire russo. Non è meglio russo allora, ok? Non ci capisco. Ma io la risata mia. Ma lì, No, è sensuale la risata lì, mia. ci non bruca. Vediamo Oh, primo posto. al primo posto. Siete pronti? Ta 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 tan. Primo posto, troviamo lei. Con calma, con calma. Già avete immaginato, c'è sta una seggiola che rotella là sotto. E la sorella fessa, poi mi supera in coppa la seggiola. Secondo voi, che può fa? Oh, chiama cosa un po' mop. No. Ah no? Che può fa secondo voi? Voi siete in coppa la seggiola, ma già siete in coppa la seggiola che tieni rota sotto, ma dimmi tu. Ma si asce Maria. Tu un capo che tiri, una merda! Sbaglio, sì, quando sbagli corretto, se dice merda quando ti sì. Allora, ora vediamo cosa succede brevemente. La signora sale sulla sedia, cerca di, no, io non lo sa nemmeno lei, non è sicura, cerca di, non so, toccare, no, uccidere un insetto. No. Poi, si è capotata la cristiana. E questo era quello là che stava al primo posto. Ci ti è piaciuto questo video? Ma ci piacciono i video miei? Maccaroni in me. Allora ragazzi, questo video mi è piaciuto e volete altri video così, 5 cadute, 5 pipì, 5 cose brutte, 5 10 tutti si fatta così, io vi faccio tanti problemi, basta mettere 2-3.000 amici cazzo da me sempre. Non è che faccio tu video e poi non metti mi piace, ne chiama, hai capito no? Perché così se non va a chiamare. Ti ragione c'è lui, sì, ma c'è buono quando c'è buono. Bandigliavo. Ma chiama, allora metti tu mi piace e mi facete capire se volete altri video del genere. E commentate ma sotto qual è stato un numero che vi ha fatto il più assai, un 6, un 7, 8, 9, 10, 1, 2. Decidetemi sapere, decidetemi voi qualcosa. Va bene, quindi ci vediamo nel prossimo video ragazzi. Ciao. Ma quanto cazzo è brutto? Al prossimo video ragazzi. Ciao.